Ed eccoci cari telespettatori, allora è lo spazio dello SPI-CGIL, parliamo naturalmente di pensioni a fronte di questa situazione di disagio, chiamiamolo così, crisi in generale che colpisce le tasche delle persone più fragili. Anche i pensionati sono messi in gravi difficoltà. Il sindacato dei pensionati è sempre vicino naturalmente a tutte le persone che hanno problemi o che hanno bisogno di una consulenza, di un aiuto. Noi per inquadrare un po' la situazione, capire anche quali sono le rivendicazioni che fa il sindacato, adesso è il governo che si andrà a conformare, abbiamo con noi collegato Massimo Cestaro della segreteria dello SPI-CGIL del Veneto. Ben arrivato qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, vediamo un po' di capire, siamo supportati anche dalle slide, che cosa sostanzialmente si trovano ad avere, ad arrivare, cosa arriva in tasca ai pensionati, qual è la situazione attuale? Ci spieghi un attimo. Allora, i numeri sono un pochino complicato, però diciamo che tra ottobre e dicembre dovrebbero arrivare, dovrebbe arrivare qualche soldo nelle tasche dei pensionati. In particolare per il periodo ottobre, novembre e dicembre arriverà la cosiddetta rivalutazione delle pensioni, che è l'adeguamento all'inflazione che sarebbe dovuto essere applicato da gennaio del 23, e con incontri che abbiamo fatto con il governo abbiamo chiesto che questa cifra venga anticipata a fine 2022. Sono, sempre per fare degli esempi, per una pensione di 1.000 euro sono 20 euro al mese per i 3 mesi indicati, ottobre, novembre e dicembre. Quindi questa è deriva dallo scostamento dell'inflazione 2021 sul 2022, ha la formula dell'incremento transitorio, perché naturalmente poi dovremo capire cosa succede per effetto dell'inflazione sulle pensioni dal 2023 in avanti. Quindi diciamo queste 20 euro al mese per una pensione di 1.000 euro per i 3 mesi ottobre, novembre e dicembre ha una definizione di incremento transitorio. Quindi non avrà una strutturazione definitiva sul trattamento pensionistico. Quindi una specie di bonus che viene accordato. Sì, esatto. E questi 1.000 euro sono 1.000 euro netti oppure lordi? Sono sempre lordi, qua le cifre sono sempre lordi. Ho capito. Sì. Va bene. Quindi va bene. L'altra invece? L'altro elemento invece è l'anticipo del conguaglio. Anche qua chiedo sempre scusa per un po' aspetti tecnici, però questo è uno 0,2%, quindi voi capite benissimo, stiamo parlando di cifre veramente risibili, ma che è lo spostamento dell'inflazione che era stata definita dall'inizio del 2022, cioè l'1,7%, per quella che poi mediamente si è veramente definita, che è mediamente l'1,9%. Qui abbiamo questo spostamento dello 0,2%, che tradotto, sempre ragionando su una pensione di 1.000 euro, sono 2 euro al mese a partire da gennaio. Quindi 2 euro al mese a partire da gennaio sono 24 euro, più quei 60 euro di cui parlavo prima, arriviamo a avere in questa fine anno, relativo ai 3 mesi ottobre, novembre e dicembre, un valore economico lordo di 84 euro, sempre per una pensione di
1.000 euro. Naturalmente questo valore è inferiore per pensioni più basse. Infatti qua io vedo nella slide, parla 500 euro lorde, sono 42 euro complessive. Esatto. Invece quando parliamo di 2.500 euro abbiamo, insomma sono 200 euro se non sbaglio, no? Esatto, sì. Che quindi sono già soldi diversi. Però bisogna tener conto che diciamo, queste cifre, quelle più piccole che si vedono dalle slide, possono avere una loro diciamo, funzione strutturale, cioè essere mantenute nel tempo e con ogni probabilità, visti i dati di inflazione, aumentati nel corso del 2023, mentre le altre cifre diciamo, nascono e muoiono nell'arco del 2022. L'altra cosa importante, soprattutto per diciamo, le fasce più deboli dei pensionati, è questo bonus. Aspetti, scusi, io la interrompo solo un attimo prima di passare al bonus. Ritornando su questa slide, io vedo che c'è una differenza che è abbastanza marcata tra uomini e donne. Sì. E questa è una cosa abbastanza rilevante perché poi, tra l'altro, stiamo parlando, quando parliamo di donne, molte volte sono donne sole. Assolutamente sì. Assolutamente sì, ha fatto bene a rilevare questo dato perché come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, i trattamenti pensionistici delle donne sono decisamente inferiori rispetto ai trattamenti pensionistici degli uomini e questo si spiega per il fatto che le donne o arrivano più tardi nel mondo del lavoro o hanno significative interruzioni nella loro carriera lavorativa, oppure, come spesso succede, abbandonano il lavoro abbastanza presto. Sta di fatto che i trattamenti pensionistici delle donne sono sensibilmente inferiori rispetto ai trattamenti pensionistici dei maschi e questo evidentemente produce quell'effetto che si vede, e cioè rispetto all'incremento medio mensile in Veneto, abbiamo fatto un calcolo un po' a spanne, insomma, certo, di 36 euro pro capite, quella ripartizione tra uomini e donne è quello che si vede, cioè sono 43 euro per gli uomini e 30 per le donne. Naturalmente stiamo parlando sempre di cifre veramente irrisorie, sì, se teniamo conto degli andamenti del costo della vita, eccetera. Però diciamo questo è quello che siamo riusciti a portare a casa dopo gli incontri fatti con il governo. Naturalmente erano previste le puntate successive di incontri con il governo che poi naturalmente non sono stati fatti perché come tutti sappiamo è stata decretata una crisi del governo Draghi e quindi certo, con la conseguente interruzione di tutti i confronti negoziali che erano in atto. certo, però comunque questo è già stato conseguito, ottenuto e non può essere messo in discussione, giusto? Può eventualmente essere incrementato, ma non messo... Assolutamente no. Questo è già Assolutamente no. Questo è importante. Allora, questo è il discorso di questo anticipo del conguaglio, abbiamo parlato di questo incremento transitorio che potrebbe essere rinnovato nel tempo oppure no? Diciamo che questo impianto penso sicuramente no, insomma, nel senso che appartiene sempre a quei meccanismi una tantum, bonus, eccetera, che nascono e muoiono. Il fatto è che, ma questo lo vedremo nel corso del 2023, che il dato dell'inflazione del 2022, che si attesta attorno all'8-8,5%, produrrà sicuramente un effetto di aumento delle pensioni nel corso del 2023. Naturalmente non possiamo anticipare nulla perché questo sarà oggetto di un confronto con il nuovo governo, ma diciamo già il meccanismo di perequazione delle pensioni che in qualche modo segue l'andamento pensionistico l'andamento inflazionistico dovrà produrre qualche risultato significativo in termini di difesa del potere d'acquisto delle pensioni. Però, ripeto, non siamo ancora in grado di fare numeri perché
è oggettivamente prematuro. Un po' prematuro. Allora, poi invece lei accennava, io l'avevo interrotta, del bonus di 150 euro. Di che cosa si tratta? Sono 150 anni, vediamo un po' di inquadrarlo, e questo è per novembre, no? Sì, anche questo è, diciamo, uno dei risultati che abbiamo ottenuto dal confronto col governo. È un bonus, quindi anche qua, diciamo, torna sempre la nostra critica, le critiche come CGIL, ma come sindacato in generale abbiamo avanzato nei confronti di questo governo, per la verità anche di quelli precedenti, che troppo spesso si interviene sulle condizioni materiali delle persone con una tantum, con bonus, cioè con meccanismi che non sono strutturali. Ora, le persone hanno bisogno di fare affidamento sui propri redditi e sapere esattamente cosa ti succede il mese prossimo, tra 2 mesi, l'anno prossimo, cioè devono essere in grado le persone di costruire una loro prospettiva, una loro aspettativa, e voi capite benissimo che il meccanismo degli una tantum o dei bonus, che sono dei soldi, come si dice, prendi e scappa, non garantiscono la strutturalità delle retribuzioni, in questo caso delle pensioni, quindi non garantiscono una capacità di prospettiva per le persone che hanno quei redditi. Fatta questo ragionamento, che è un elemento critico, ripeto, che abbiamo fatto a questo governo, ma anche a quello precedente, comunque il risultato sono stati 150 euro che vengono erogati a novembre e sono relativi, i percettori sono pensionati che abbiano un reddito annuo lordo non superiore a 20.000 euro. Quindi stiamo parlando di una fascia, diciamo, ancora medio-bassa. Come dalla slide si vede, il personale non ascoltabile a IRPEF aumenta i contributi previdenziali e assistenziali. Questo l'abbiamo messo perché il reddito di cui si parla è relativo al 2021 e quindi nel 2020 dei lavoratori in attività che sono andati in pensione nel 2022, ma nel 2021 hanno versato contributi previdenziali e assistenziali e, avendo cessato il rapporto di lavoro, avranno avuto un trattamento di fine rapporto, la liquidazione, come si dice una volta. Quindi queste due voci, contributi versati e il TFR, non rientrano nel conteggio dei 20.000 euro lordi annui. Quindi i percettori di un reddito non superiore a 20.000 euro annui avranno a novembre un bonus, questo pare netto, di 150 euro, che, per capirci, usando sempre il riferimento di una pensione lorda di 1.000 euro, se ci mettiamo gli 84 euro che abbiamo visto prima, più questi 150 euro, sempre nel corso del trimestre, ottobre, novembre, porteranno nelle tasche dei pensionati 234 euro. Come la valutate come importo? Come, scusi? Come lo valutate come importo? No, diciamo che... Se fosse un periodo normale andrebbe bene. No, sì, nel senso che, diciamo, come si dice a Venezia, piuttosto che niente, meglio piuttosto, insomma, ecco, però la cosa che noi avevamo in mente, che doveva essere appunto oggetto di confronto col governo, di avere ad esempio una 14ª mensilità allargata a fasce di reddito più ampie rispetto a quelle per le quali attualmente è prevista. Se non ricordo male, la 14ª mensilità è prevista per redditi appena superiori ai 13.000 euro annuo, quindi stiamo parlando veramente di trattamenti a medio-basso. E quindi abbiamo da sempre in mente di aumentare la 14ª anche a attribuzioni annui più
più alti, ma da estendere la platea che fruisce della 14ª mensilità. E perché diciamo questo? Perché in quel caso l'aumento diventa strutturale, cioè rimane inalterato nel tempo. Non è nella logica dei bonus dell'una tantum che oggi ce l'abbiamo e domani non sappiamo se c'è. Ecco. La nostra posizione, nostra come CGIL, come sindacato di pensionati, ma devo dire anche la posizione degli altri sindacati, è esattamente questa, cioè noi chiediamo che ci siano interventi strutturali e quindi permanenti nei trattamenti pensionistici, perché abbiamo dei dati preoccupanti dal punto di vista dell'allargamento della soglia di povertà e naturalmente tutti quanti gli indicatori ci consegnano una forte preoccupazione. Dicevo prima, è abbastanza sicuro che con l'inflazione all'8-8,5% nel 2023 i trattamenti pensionistici avranno un qualche aumento, ma è del tutto evidente che gli aumenti che avremo non saranno in grado di difendere al 100% le pensioni. L'inflazione, come abbiamo sempre detto, insomma, è una tassa occulta, nel senso che sì, pensioni e stipendi possono avere degli aumenti, ma quello che produce l'inflazione in termini di costo generale della vita è un dato per cui l'aumento della pensione non sarà mai in grado di coprire. Esatto, e quindi alla luce di questo, se la pensione è in grado di coprire, calcolando, io penso anche al discorso delle case di riposo che in certe zone hanno già preannunciato aumenti mensili speriamo che non ne superi di 150 euro. Cosa possono fare i pensionati e cosa pensate anche appunto di fare voi come rivendicazioni? Beh, adesso bisognerà intanto aspettare che il governo si insedi, perché è del tutto evidente che queste partite devono essere affrontate con un governo in carica, insomma, quindi diciamo le piattaforme sono state presentate al governo precedente e verranno ripresentate al nuovo governo che si formerà, io spero insomma, quanto prima possibile. Il punto però sul quale insomma, voglio ritornare, abbiamo parlato già altre volte, il punto però è che se la nostra base produttiva continua a ridursi, sì, e quindi per effetto degli aumenti dei costi energetici noi cominciamo già a avere aziende che chiudono e quindi si perdono posti di lavoro, sì. È del tutto evidente che questa è una botta all'economia, per cui è chiaro che come sindacato dei pensionati faremo le nostre richieste per avere degli aumenti significativi nei trattamenti pensionistici. Però è del tutto evidente che qui o c'è il sistema paese che regge, oppure diventa tutto quanto molto più complicato, molto più complicato. Credo stiamo vedendo in questi giorni, appunto, credo proprio ci siano in atto anche manifestazioni, iniziative, cioè le bollette che stanno arrivando alle industrie, soprattutto quelle energivore, sono cifre stratosferiche, insomma, quindi l'effetto che si riprodurre è un colpo alla base produttiva del nostro paese, quindi diciamo noi viviamo sul lavoro dei cittadini, insomma, e le pensioni esistono nel momento in cui esistono i contributi versati, quindi esistono i lavoratori. Io chiedo l'ultima slide alla regia, che quando ci sono comunque dei dubbi anche sugli importi delle pensioni, perché l'altra cosa che poi voi come sindacato potete fare, anzi state facendo, ed è molto importante che i cittadini lo sappiano, è verificare le pensioni, no? Assolutamente sì, perché diciamo, intanto per fare delle verifiche, per sapere esattamente quanto spetta. Adesso le nostre strutture hanno a disposizione da qualche giorno, insomma, qualche settimana, un foglio di calcolo costruito dalla nostra segreteria, dai tecnici della segreteria nazionale, dopo aver fatto il confronto con l'INPS,
per cui è sufficiente che il pensionato si rechi a una struttura qualsiasi dello SPI, dica qual è la sua retribuzione lorda, la sua pensione lorda di settembre, quel numerino viene messo dentro il foglio di calcolo e automaticamente vengono fuori gli aumenti che spettano a quel pensionato lì, proprio a lui. Quindi è una cosa semplicissima, basta appunto recare presso i vostri sportelli con la pensione ricevuta di settembre, il codice fiscale immagino, e presso tutte le sedi che qua vediamo nella cartina geografica sono ovunque sul territorio, prenotando possibilmente oppure chiamando il numero telefonico della sede, naturalmente che si trova anche sul sito, comunque magari le persone anziane che non hanno dimestichezza col web possono farsi anche aiutare per avere un appuntamento, andare a farsi controllare la pensione, si possono recuperare anche tanti soldi, i famosi diritti inespressi. Bravo, esatto. Massimo Cestari, la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e la sua chiarezza nell'esporci queste questioni. E naturalmente ci ritroveremo presto per altri aggiornamenti. Grazie a voi telespettatori, rivedete la puntata, ma restate con noi perché la serata continua anche con le altre interviste, quindi tra poco. Grazie a voi, buona serata. Grazie.